Napoli, capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata sulla pizza contemporanea, con dedica speciale al grande e intramontabile Renato Carosone. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Carlo Cuomo, ho 31 anni e da bambino sognavo di fare il medico. Io sono Eugenio Valentino, sui social tutti mi conoscono come Gegè, da piccolo volevo fare l'avvocato. Sono Manu Food, ho 37 anni e da bambino sognavo di fare lo scienziato. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Ciro Cascella, un pizzaiolo contemporaneo napoletano. Sono Giacomo Carao, proprietario e pizzaiolo della pizzeria Olio e Basilico. Ciao a tutti, sono Pasquale Damiano, padrone di Damiano Pizza Concept. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Portici, per la precisione, Piazzale Brunelleschi, uno dei punti di ritrovo di questa magnifica città vesuviana. Qui ho appuntamento con Gegè. Ma non sta chi sta? Ah, Orlando! Gegè! Portici è una cittadina elegante e ricca di storia, affacciata sul mare e adagiata alle pendici del Vesuvio. Celebre per la reggia borbonica e i suoi splendidi giardini, è anche sede di importanti centri universitari. Un luogo tra mare e cultura, con un legame profondo con la tradizione vesuviana. Io sono Eugenio Valentino, sui social tutti mi conoscono come Gegè, da piccolo volevo fare l'avvocato, ma mi ritrovo a fare il food blogger. Infatti se volete seguirmi su tutti i social trovate la mia pagina al nome Eat Food Porn. E manco a farla apposta, oggi abbiamo un appuntamento succulento e madonna come godo. Eccomi, eccomi! Ah, finalmente, ce l'abbiamo fatta! Mi fate sempre passeggiare tanto, come stai? Tutto a posto, tu come stai? Bene, ma che storo, non ci vedo più dalla fame, dove andiamo a mangiare? Ti porto a mangiare dai Damiano, una pizzeria qui vicino. Ciao a tutti, sono Pasquale Damiano, padrone di Damiano Pizza Concept. La mia pizzeria si trova a Portici, in via Gaetano Poli 43. Da me troverete un ambiente versatile, con prodotti di qualità e ricercati. Perché venire da me? Ovviamente non mangerete una semplice pizza, ma morderete la felicità. E che mi fai mangiare? Il cono! Oh, senti, non voglio gelati, voglio la pizza! Ma che capite? Il cono di pizza fatto con l'impasto contemporaneo, una specialità e ne hai mai visto. Ma sei sicuro che è buono? Enrico, mangia sta pizza Eh. e vieni appresso a me. E mi tocca pure sta voce. Paga a pizza a Gegè. Gegè! Negli ultimi 20 anni la pizza contemporanea si è distinta per l'uso innovativo degli ingredienti. I pizzaioli sperimentano con prodotti stagionali e tecniche di cottura alternative per offrire un'esperienza gustativa sempre più raffinata e sorprendente. Pasquale carissimo, come stai? Ciao Gegè, tutto bene, grazie, tu? Tutto a posto, Pasquale, oggi non sto da solo, sto con un ospite speciale, un grande pizzaiolo, una vera e propria star, niente poco di meno che Enrico Porzio in persona. Ciao Enrico, piacere Pasquale. Pasqua, il piacere è mio.
Allora, Ri, senza offesa, qua siamo a Portici, tante pizzerie buone, ma se vuoi sapere chi è il numero uno, chi sa Cumman, è Pasquale. Per i nostri amici non napoletani, a Portici regna Pasquale. Oggi ti faccio mangiare una pizza contemporanea, che non da scorda mai più. Pasquale è il numero uno. Ci sei stato già? Come fai a saperlo? No, ma dite tutti la stessa cosa. Allora, prendi posto, gli faccio 2 chiacchiere con Pasquale. Allora, Pasquale Damiano è pizzaiolo da quanto tempo? Ho iniziato da giovane, ma non da giovanissimo. Sono circa 6 anni che faccio il pizzaiolo e poi alla fine ho scoperto che è il mestiere che amo. Ha iniziato con la famiglia? Sì, la mia famiglia sono ristoratori e poi alla fine io mi sono specializzato in questo campo. I Damiano Pizzeria da quanto tempo sono a Portici? Siamo a Portici da luglio del 2023. Tutto molto chiaro, ma non chiarissimo. Portami nella tua postazione di lavoro. E adesso ti sciocco. Vieni appresso a me. E adesso mi sciocca. Ma che pensais? Allora, la pizza contemporanea di Pasquale Damiano, con quale tecnica viene preparata? Qui abbiamo una biga all'80%, quindi prefermento lasciato a fermentare per 16 ore, poi chiusura con altro 20% di farina e 10 ore a nanna a lievitare. Ma noto della crusca all'interno dell'impasto. Bravissimo, infatti non ti sei sbagliato. Qui abbiamo una tipo 1 pari al 20% e 00 all'80%. Idratazione anche spinta. Siamo sul 72% circa di idro. Motivo per cui la cottura deve essere... Lenta, docile e mai aggressiva. Pasqua, tu ti senti preparato, ma io ti voglio mettere in difficoltà. Oltre al tuo cavallo di battaglia, il famoso cono, mi devi fare una pizza dedicata e ispirata a Renato Carosone. Me la fai? E certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu strapizzami di cocca. Ma mo che pizza gli devo fare? Maruzzella? Tu vuoi fare l'americano? Ce l'ho. Gege, eccomi. Com'è andata? Bene, molto bene. Il locale, proprio come piace a me, pulito, ordinato, curato nei minimi particolari. E poi, Pasquale, sembra un pizzaiolo molto preparato. No, ti devo... non è molto preparato, è preparatissimo. Vabbè. Ma comunque, a proposito di Pasquale, ma tu da quanto tempo sei suo cliente? E tu considera che lui ha aperto 1 anno e mezzo fa e io ci sono iniziato a venire dall'inizio. E ogni volta che mi trovo in zona mi fermo, quindi sarò venuto almeno una ventina di volte. Guarda, un cono te l'hai mangiato sempre lo stesso gusto? No, non mangio solo quello. Fa tante cose buone, tra cui a volte fa una pizza nel ruoto, croccantina bella unta, polpette e parmigiane, aware. Oppure quando a volte, sai, io mangio sempre schifezza, a volte sono storto con lo stomaco, così, la proprio e pepe, leggera ma comunque bella saporita, bella... E però il cono, lo sai, è il mio amore. Vabbè, hai già capito, speriamo bene. E risperiamo bene, ancora stai a pensare, ma mi hai pigliato per un food blogger qualunque? Assolutamente no, però devo testare. Vedi, Eccola qua. Signori, questo è il nostro cono San Daniele, è un impasto di pizza fritta con all'interno mozzarella di bufala, crudo San Daniele, pomodorini confi, riduzione di basilico e all'uscita fonduta di grana. Buon appetito! Grazie. Dici la verità, che ne pensi? Che te pare? Dici la verità, parla! Gege, ma che già dice? Qua dobbiamo assaggiare. Dai, ognuno si prende il suo. Allora, aspetta. Di questo scotto, attenzione. Sì, ma si mangia con le mani, come una per pizza forza. vera e propria.
voglio il commento, parla, per favore parla, perché non ho parole. Allora, Giorgio, questa per me è un'idea geniale. Il caldo della pizza fritta, quindi l'involucro, il cono, e all'interno tutti gli ingredienti messi a crudo. Questa secondo me è anche una buona pizza stagionale per l'estate, per il periodo caldo, no? Perché c'è freschezza e poi la qualità dei prodotti è eccellente. Ma poi che frittura asciutta. No, non c'è unto, non c'è unto. Secondo me c'è maranato pure. E penso, è dovuto, è dovuto. Sai che ci vuole un poco di acquetta perché il crudo è buono, però ti fa venire quella setina che... guarda. Mo sto bene, mo sto bene. Mo, a freddo, a pancia piena, dammi il tuo commento, il tuo parere. GG, altro che nocciole e pistacchio. Questo è il vero cono. Dici la verità, ti ho fatto innamorare. Promosso a pieni voti, ma su questa pizza In che senso? gliene ho chiesto un'altra. Lo sapevo, una pizza non può bastare. Ma una per metterlo in difficoltà. Dedicata, ispirata a Renato Carosone. Cioè la devi fare adesso, in questo momento? Sì, a volo a volo. Hai capito Enrico? Secondo me non ci riesci. Secondo me ci riesce, non sbaglia un colpo. È tosta, perché poi a caldo così all'improvviso è tosta, ma la Pasquale è forte. Pasquale Vediamo. Non ci delude. Vediamo. Che là là. Ho capito, ti piace quella cliente? Che là là. Ti piace quella cliente? No, Enrico, che là là, la pizza. Ah, pizza di Renato Carosone, ho capito. Signori, ecco la pizza o sarracino. O Sarracino è una famosa canzone, ma perché dovrebbe ricordarmi Renato Carosone? È un omaggio al suo fascino mediterraneo. Infatti su questa pizza la maggior parte degli ingredienti sono mediterranei. Abbiamo la salsiccia napoletana campana, melenzane saltate alla napoletana, provola, pomodorini del piennolo e per arricchire giusto una burratina al centro. Wagyu, e che sta felicità! GG. Ci felicizziamo. Vediamo, prima però, aspetta, si mangia con le mani ma con le posate. Spacchiamo questa burratina, un quarto su ogni fetta, Ecco qua. Allora, prenditi la tua parte, io mi pigliami. Vado. Vai. La senti? La senti? Cosa? La senti la felicità che sale? GG. Ah, quale felicità! Madonna come godo! Mamma mia. Qui si vede la vera pizza contemporanea, vedi il cornicione, bello pronunciato, ottima struttura interna, pizza però a grandezza del piatto. Spesso e volentieri le pizze contemporanee sono Piccole piccole. questa invece è bella soddisfazione. Cottura, Perfetto, ma poi il cornicione, guarda, non è crudo. assolutamente. Lo mangi con piacere, nonostante sia il cornicione più alto, più grosso, lo mangi con piacere. Bello.
Allora, Enrico, a stomaco pieno, a fine pasto, il tuo parere. Cosa ne pensi? Allora, Gegè, innanzitutto ti voglio ringraziare perché la pizzeria I Damiano è una pizzeria che non conoscevo e quindi diventerò cliente di Pasquale. E poi il locale è molto carino, Pasquale, un pizzaiolo molto preparato, è stato promosso a pieni voti. Sono contento. Però io ti già fa una domanda, Vai. già conosco la risposta, però te la già fa. Secondo te, Pasquale, si merita il grembiule di strapizzami di coccole? Considerando la qualità dell'impasto, le cotture, gli ingredienti utilizzati, per me lo merita proprio a pieni voti, non c'è dubbio. E allora hai proprio ragione, lo raggiungo per consegnargli il grembiule e tu, Pavo Conto. Ma come ti permetti? Io sono un food blogger, non sono abituato a queste cose, io mi sento male. E pigliati una pastiglia. E pigliati una pastiglia, senta a me. Pasquale, bravo veramente. Grazie mille Enrico. Complimenti, il tuo locale è una vera e propria bomboniera, ha tutti i requisiti per rientrare nelle pizzerie top. E poi le tue pizze, 2 gradevoli sorprese. Il cono, fritto, sì, ma senza unto. E poi la freschezza e l'eccellenza degli ingredienti erano evidentissimi. Il mio palato ti ringrazierà per sempre. Tu volevi mettere in difficoltà una pizza dedicata a Renato Carosone e tu, o Sarracino, e i suoi gusti e sapori mediterranei hai trionfato perché con la semplicità si vince sempre. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche scoprire che cos'è la felicità sa da saper fa!